Siamo di fronte, il 25 settembre, a una scelta storica, una scelta per la quale o si sta da una parte o si sta dall'altra, o si sta dalla parte della difesa della nostra Costituzione o si sta dalla parte dello stravolgimento della nostra Costituzione. Per Enrico Letta, gli italiani chiamati alle urne a fine settembre sono davanti a un bivio. Sullo sfondo la bufera innescata dalle dichiarazioni di Berlusconi sul presidenzialismo e sulla necessità di dimissioni da parte di Mattarella nel caso di un ok alla riforma da parte delle Camere. Un'ipotesi certo, poi spiegata, circoscritta e ridimensionata dallo stesso Cavaliere, ma l'effetto è stato comunque quello di uno tsunami. Per i Dem un vero e proprio attacco alle istituzioni nel giorno della direzione del partito. E fatemi qui iniziare chiedendovi un momento di tributo nei confronti del massimo garante delle nostre istituzioni, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per il centrodestra né più né meno di una strumentalizzazione. In Veneto è Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia a ribadire che l'elezione diretta del capo dello Stato è un tema di bandiera da sempre. C'è una sinistra che in questo momento è in grande affanno e che non ha una unità di vedute su nulla nei loro programmi e agitano l'unico spettro che li vede tutti uniti e compatti, che è quello di oddio se governa il centrodestra, che loro chiamano le destre, non a caso, succede il terremoto. Mentre Gardini ricorda la riforma del titolo quinto della Costituzione del 2001 avviata dal governo D'Alema, la Lega porta un esempio più recente. Detto che mi fa un po' sorridere sentire parlare Letta, che è segretario di quel partito, il PD, in cui quando il segretario era Renzi fece di tutto per stravolgere la Costituzione, tanto è vero che andammo a un referendum e Letta appoggiava quel referendum e lo persero, che stravolgeva proprio l'asse costituzionale. Quindi nessuno stravolge niente. Scintille a parte, lo stesso PD in giornata ha svelato il suo programma: taglio del cuneo fiscale, 500.000 alloggi popolari in 10 anni, trasporto pubblico gratis per giovani e anziani, difesa comune europea, ius scholae, legge su fine vita, DDL Zan e matrimonio egualitario. Un altro punto, quello dei rigassificatori, definiti necessari a patto che siano transitori. In Veneto inevitabile guardare al tema delle trivellazioni in Alto Adriatico, dove il Movimento 5 Stelle già marca la differenza. Abito tuttora a Chioggia, ho visto gli effetti delle trivellazioni nel Polesine e anche in queste zone. Io dico di no, semplicemente perché non bisogna tornare al passato, bisogna guardare al futuro.